Bisogna cambiare gli atteggiamenti negativi nei confronti del bilinguismo e bisogna cambiare e sconfiggere questi pregiudizi che sono ancora molto radicati in tutti i settori della società. Secondo noi si può cambiare qualcosa attraverso l'informazione, perché spesso le persone non hanno abbastanza informazione su come funziona il bilinguismo ed è per questo che abbiamo fondato un servizio di informazione che si chiama Bilingualism Matters, che appunto cerca di diffondere una corretta informazione in tutti i settori della società, perché se le persone, le famiglie, gli insegnanti, gli operatori sanitari, i politici, gli amministratori hanno una corretta informazione, possono prendere decisioni basate sui fatti, decisioni ragionate, invece che decisioni basate sui pregiudizi. Quindi operiamo in Scozia, ma non solo, adesso operiamo anche nel resto della Gran Bretagna e abbiamo filiali europee in vari paesi.